20 secondi al via, la settima e conclusiva dal Savio di Cesena, 10 cavalli di 4 anni a reclamare per 6.000 euro. Favori per il numero 1, Fast and Furious, Crescenzo Maione in Salchi per il training di Umberto Di Vincenzo. Lui il favorito nei confronti di Folgore Fi e Forest dei Room, considerati dagli scommettitori e dai bookmakers le alternative. Macchine in movimento. 1 Fast and Furious, Crescenzo Maione, 2 Folgore Fi, Giuseppe De Filippis, 3 Forever di Casei, Roberto D'Alessandro, 4 Frankie Matley, Battista Congiu, 5 Fair Play Fox, Maurizio Cheli, 6 Friulano Jet, Roberto Faticoni, 7 First Lady La Torre, Salvatore Valentino, 8 Forest dei Room, Edoardo Baccalini, 9 Fantastic Adri, Adrian Gioni, 10 Farfallina Dan, Davide Angeletti. Macchina in accelerazione. Si ritrae Friulano Jet dal 6. Partiti. Ha sbagliato Fast and Furious, che rimane in ultima posizione. Al comando Folgore Fi, in seconda posizione dalla seconda fila. Forest dei Room si agganciano però con Forever di Casei. Alla fine tutto bene, Forest dei Room che mantiene la seconda posizione, Forever di Casei che rimane di fuori, ma senza particolari conseguenze sembra. 15,5 i primi 200 di corsa, Folgore Fi al comando, di fuori sempre Forever di Casei, alla corda Forest dei Room, va a fare la seconda pariglia Frankie Matley, mentre il favorito Fast and Furious è ora in quarta pariglia esterna alle spalle di Fantastic Adri, si lancia in terza ruota dopo 500 di gara. Si viene al passaggio sotto alle tribune, frazione di rifiato per Folgore Fi al comando, arriva Fast and Furious che dà il parziale in mezzo alla pista, cerca di aggirare Forever di Casei e portarsi a lato di Folgore Fi, mossa che per il momento non riesce, rimane in terza ruota sulla curva di destra Fast and Furious. Folgore Fi sempre al comando, allungando un po' ora, 31,4 il secondo quarto, ma con una frazione in 15 sotto alle tribune. Il chilometro di Folgore Fi in 15,1, 1,17,4 per i 1000 di gara. Folgore Fi in vantaggio nei confronti di Forest dei Room, il parziale in terza ruota da parte di Frankie Matley che cerca di aggirare il gruppo. Ora però viaggiano bene quelli in corda, 14,7 per la retta di là, sempre secondo in corda è Forest di Casei che precede Fair Play Fox a metà della curva conclusiva, cerca la fuga Folgore Fi che ha 1,5 da gestire nei confronti di Forest dei Room all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Folgore Fi in vantaggio su Forest dei Room e Fair Play Fox. Folgore Fi nel finale si mantiene in vantaggio, porta a casa il successo, al secondo posto finisce Forest dei Room che contiene il buon finale interno di Fair Play Fox. 1,16,4 per la vincitrice Folgore Fi, Giuseppe De Filippis in Salchi, e al training per la proprietà della scuderia Picchio Banana. La femmina da booster winner e Naora B prende la testa e si impone chiaramente nel tratto conclusivo, staccando anche leggermente Forest dei Room che l'ha seguito dal primo metro al terzo Fair Play Fox.